Correva l'anno 1946, gli italiani, il 2 ed il 3 giugno, vennero chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato, monarchia o repubblica, dare al paese. Dopo 85 anni di regno, l'Italia diventò una repubblica, un vero e proprio cambiamento epocale. Mentre a Roma, davanti all'altare della patria, ci sarà l'annuale cerimonia presieduta dai vari organi di Stato, anche a Agrigento non sarà da meno. Il prefetto Nicola Diomede ha voluto sottolineare il grande valore istituzionale della festa della Repubblica. Domani festa della Repubblica, Agrigento cosa farà? Ma Agrigento rende onore alla ricorrenza della Fondazione come l'onore viene reso in tutto il territorio nazionale, al di là di una stretta cerimonia istituzionale che di per sé come dire, ha i suoi momenti, i suoi passi specifici, come in altre occasioni si è cercato di coinvolgere gli studenti. Proporranno dei brani musicali, dei brani di carattere diciamo così pure teatrale, sui temi ovviamente della Repubblica Italiana e della sua fondazione, nel senso di una festa della Repubblica. Ci sarà anche un approfondimento sulla circostanza che il referendum sulla forma dello Stato parteciparono a suffragio universale per la prima volta tutte le donne e saranno poi consegnate anche le onorificenze all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, questo nell'atrio del Palazzo del Governo, nell'atrio della Prefettura.